Emanuele Ricifari lascia Agrigento, oggi ha incontrato la stampa. Senza bilancio, dicono i consiglieri della Democrazia Cristiana di Agrigento, non si può amministrare. Lo spazzamento meccanico dopo la pioggia e con le auto parcheggiate. Lunedì protesta per la ripresa delle esercitazioni a Punta Bianca. L'Assemblea regionale approva il max emendamento della manovra. Benvenuti su TVA Notizie. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, lascia Agrigento dopo 8 mesi. Oggi ha incontrato i giornalisti. Arturo Cantella. Questore, con che spirito lascia la nostra città dopo 8 mesi di permanenza? Quale sarà il ricordo in particolare, ma anche l'impegno che lei ha profuso nella sua attività non solo ad Agrigento ma in tutta la provincia? Di certo questi 8 mesi sono stati 8 mesi, li abbiamo definiti poco fa, vissuti di corsa. Vissuti di corsa da me e da tutto il personale della polizia che mi ha collaborato. È stata ho fatto quell'esempio calcistico prima, io ho fatto il direttore sportivo di una squadra dove il mio vicario è stato il mister e il mio capo di gabinetto il capitano e gli altri sono stati tutti i giocatori di questa partita. Abbiamo portato a casa la promozione, la mia, ma credo quella di tutta la squadra. Non credo di aver perso neanche una partita durante questi 8 mesi, ma non è stata, ripeto, è stato un lavoro corale, è stato un lavoro da mediani, facendo il parallelo calcistico. Io ho la mia canzone preferita, ve l'ho detto, è stata Una vita da mediano, perché la mia è stata una vita da mediano e qui ho trovato alcune centinaia di fantastici mediani e quindi il fatto di aver portato a casa questo campionato e consegnarlo adesso al prossimo mio collega e peraltro grande amico Tommaso Palumbo è un onore potergli consegnare una squadra efficiente. Che provincia lascia quest'ora? Io penso una provincia che ha capito alcuni concetti, quello che dicevamo anche grazie a voi, alcuni concetti di prevenzione e sicurezza che fino a ieri venivano tradotti nel si è sempre fatto così. E invece ha scoperto che si può fare di più, meglio e diversamente nel rispetto della tradizione e soprattutto marginalizzando anche simbolicamente le parti peggiori della nostra società. La festa di San Calogero e quella di Porto Empedocle hanno caratterizzato in maniera importante la sua presenza qui. Sì, appunto, facevo proprio riferimento a questo. Inizialmente qualche polemica, ma grazie al lavoro di squadra non solo della polizia, ma anche all'aiuto che abbiamo avuto dalla diocesi, dal vescovo, dal prefetto, da tutte le forze in campo e infine anche dai rappresentanti degli enti locali, siamo riusciti a far comprendere nei risultati, prima che nelle dichiarazioni, che le feste sono andate meglio, sono andate via senza incidenti, senza gesti squalificanti per la comunità e banalmente 57 feriti nei nosocomi per l'ultimo San Calogero, quello precedente, 3 in questo. Che cosa si porta da Agrigento? Tanta umanità e tante amicizie. Il nuovo incarico come l'accoglie? Il nuovo incarico, prima di accoglierlo, lo devo conoscere, per cui per ora avrò una funzione di studio e progettazione di alcuni interventi nelle realtà urbane più complesse e compromesse, che rassegnerò entro qualche mese poi al capo della polizia e poi il capo della polizia deciderà quale sarà il mio impiego stabile
per il prossimo futuro. C'è qualche rammarico? Noi mediani siamo, andiamo a correre da qualche parte. C'è qualche rammarico, questo è qualcosa che non è riuscito comunque a portare a termine? No, non porto rammarico, assolutamente no. Devo dire che l'unica cosa che mi porto dietro, che magari non sono riuscito a portare a compimento, ma che praticamente è fatta, è l'apertura del commissariato di Lampedusa, che penso entro questo mese, comunque entro fine anno, diventerà pienamente attivo. È già attivo nei fatti, non ha un edificio dove è attivato, ma di qui a poco, lo possiamo già dire, si aprirà all'interno dell'aeroporto, proprio dello scalo aeroportuale, con alcuni uffici che saranno provvisori, alcuni dei quali poi diventano definitivi per la polizia di frontiera, e questo è un salto importante anche per lo scalo aereo, potrà accogliere voli internazionali, e contemporaneamente poi sono state individuate delle soluzioni e abitative e di uffici che saranno presto pronti, perché sono comunque già in ottime condizioni, devono essere solo, come dire, perfezionati. E dovevamo arrivarci entro fine anno, ci arriviamo entro fine anno. Io me ne vado via un po' prima, ma questo è anche bello perché faccio un regalo al mio amico Tommaso Palumbo. Senza bilancio non si può amministrare. I consiglieri comunali di Agrigento della Democrazia Cristiana non fanno sconti all'amministrazione comunale. Nota stampa del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. I 4 consiglieri comunali Zicari, Bongiovivi, Tellaro e Spataro affermano come lo scorso mese di agosto presentavamo un atto di indirizzo per impegnare l'amministrazione comunale a far partire entro ottobre 2023 i vari servizi come quello della mensa, igienico personale, assistenza alla comunicazione, ma oggi nulla. La mensa per i più piccoli partirà non prima del mese di marzo di un altro anno, se verranno messi i soldi in bilancio di previsione, ancora non pervenuto in aula. Così i consiglieri comunali della DC, che proseguono nel loro comunicato stampa affermando come il bilancio di previsione non è ancora arrivato in aula, non si hanno notizie del bilancio consuntivo 2022, in questa città non c'è una programmazione economica e finanziaria che comporta la grave conseguenza di non poter progettare e investire, lasciando così al palo la nostra città ed orfani di un servizio fondamentale per i nostri piccoli. È il momento di gridarlo forte, il re è nudo. Questa citazione per spiegare al sindaco, affermano i 4 consiglieri comunali della DC, Zicari, Bongiovivi, Tellaro e Spataro, che senza bilancio può anche ricevere 10 milioni dalla regione, ma non li potrà certamente spendere. Senza bilancio non si può amministrare, senza bilancio nega i diritti dei nostri bambini. Tra le cose assurde ad Agrigento vi è anche l'uso della spazzatrice meccanica dopo la pioggia e con le auto parcheggiate. La spazzatrice meccanica dopo la pioggia. Un'altra stranezza di Agrigento, potremmo dire, ed è così, con l'ironia dei cittadini che corre sui social. Questa mattina il mezzo meccanico si è visto come ogni venerdì in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, ma oggi ci si è svegliati con le strade quasi allagate dalla pioggia caduta nella notte, per cui la presenza della spazzatrice sa proprio di presa in giro. Ma c'è di più da raccontare, perché l'assurdo non finisce qui. Lo spazzamento meccanizzato dovrebbe garantire la pulizia delle strade, ma non è così, visto che le auto parcheggiate impediscono di effettuare il servizio. E le auto, si badi bene, sono parcheggiate regolarmente. Chi sbaglia è il comune di Agrigento, che nelle vie interessate proprio dallo spazzamento dovrebbe collocare il divieto di sosta a tempo, come si usa fare nel resto delle città. A Fontanelle la pulizia meccanizzata è prevista di venerdì, ma nessuno lo sa, visto che i competenti uffici comunali non si preoccupano di avvisare con appositi cartelli i residenti. Così succede che i bordi dei marciapiedi restano stracolmi di rifiuti. Le stranezze di Agrigento, dicevamo,
E andando avanti di questo passo, ha ragione chi sui social oggi ha scritto che siamo di fronte ad un'autentica presa in giro, davvero insopportabile. L'esercito sembrava in ritirata, ma non è così. Lunedì a Punta Bianca un sit-in di protesta degli ambientalisti. Arturo Cantella. Manifestazione di protesta si svolgerà lunedì mattina alle 8:30, organizzata da Mare Amico e Mare Vivo e da altre associazioni ambientaliste a Punta Bianca Dresi contro i militari che sono tornati a sparare. Il fatto è successo dopo 615 giorni di sospensione, sono riprese le esercitazioni, gli organizzatori affermano come la zona di Punta Bianca con il suo paesaggio costiero, aperto verso il mare Mediterraneo, è caratterizzata da numerose piccole spiagge strette, delimitate da scarpate, di terrazzo e da balze, è un luogo eccezionale bellezza, ancora non alterato e poco compromesso da fenomeni di antropizzazione, che lo scorso anno è diventata riserva naturale orientata. Tutto questo territorio, affermano i responsabili della manifestazione, è compromesso dalla presenza delle esercitazioni militari che, oltre a violare la storia e il paesaggio, compromettono l'ambiente immettendo in un'atmosfera sostanze pericolose come ad esempio i residui di polveri da sparo. Durante le esercitazioni, scrivono Mare Amico e Mare Vivo, i militari vengono rilasciati grande quantità di piombo, sostanza velenosissima che, come tutti i metalli pesanti, è altamente tossica per l'ecosistema marino. La sua permanenza in acqua ad elevata salinità lo degrada dissolvendo nell'ambiente marino. Il piombo entra così nella catena alimentare, distribuendosi nei tessuti degli organismi della fauna ittica, con destinazione terminale l'uomo, causando una serie di danni a organi e tessuti spesso irreversibili. I terrificanti boati atterriscono, oltre che le persone, anche gli animali selvatici presenti in queste aree. Quindi appuntamento a lunedì prossimo alle ore 8:30 alla manifestazione di protesta in zona Punta Bianca Drasi. Ciao a tutti, sono Lello Analfino e anch'io sarò presente alla manifestazione che si terrà giorno 13 novembre ad Agrigento per fermare le esercitazioni militari nella riserva naturale di Punta Bianca. Anch'io, insieme a Mare Amico e a tanti altri amici, diciamo no a queste esercitazioni, diciamo no alle guerre e sì alla natura e alle nostre bellezze paesaggistiche. Agrigento, capitale della cultura, merita un luogo come Punta Bianca, libero dalle esercitazioni militari. Al piazzale Caos, presso il caffè letterario, alle 17:30 si terrà un incontro dal titolo Gaza, il martirio di un popolo, con la proiezione di alcuni video inediti. Nella bretella che dal bivio di Fontanelle conduce in via Unità d'Italia si è creata una pericolosa selva con le foglie che ostruiscono la carreggiata. Non sappiamo se qualcuno, visto che la strada è trafficatissima, abbia segnalato il pericolo al comune. Noi lo stiamo facendo, anche perché nella zona è già grave il problema del bivio che non si riesce ad illuminare. Insomma, da quelle parti si nota assai l'assenza di chi dovrebbe intervenire, ovvero il comune. Manovra correttiva, l'ARS approva il max emendamento. Il servizio. Approvato in nottata in Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana il maxi emendamento alla manovra correttiva che arriverà in aula la prossima settimana. Tutta la soddisfazione di Marco Falcone, assessore al bilancio, per il lavoro fatto in Commissione Bilancio e in un post che l'assessore regionale all'economia ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. Intorno all'1 di notte, passata la mezzanotte, conclusi i lavori in commissione, un selfie ci sta. Nel selfie si vedono i volti sorridenti dei deputati di maggioranza, ma anche dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, con in testa il vicepresidente dell'ARS Nuccio Di Paola e di Ismaele Lavardera, Sud chiama Nord. Non si intravede nessun parlamentare del Partito Democratico. Ricordiamo che ammonta a circa 800 milioni di euro la manovra finanziaria approvata in giunta regionale.
per il governatore Schifani, che ha spiegato la legge di stabilità 2024 nel corso di una conferenza stampa, la definisco una vera e propria finanziaria del governo Schifani, perché l'anno scorso, afferma il governatore, per una questione di tempi stretti e limitate disponibilità finanziarie, abbiamo dovuto varare una manovra avvalendoci di fondi statali in parte impugnati. Questa finanziaria, ha detto Schifani, invece poggia totalmente su fondi regionali, quindi ci mettiamo al riparo da impugnative sotto il profilo delle coperture. Ringrazio per l'impegno l'assessore Falcone, lavoratore per tutte le 24 ore, persona di grande competenza e lealtà. Il governatore ha poi evidenziato l'importanza dell'accordo raggiunto con lo Stato. Tanti governi ci avevano provato senza riuscirci, ma grazie alla concertazione con il governo Meloni siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi storico. Quest'anno abbiamo avuto 300 milioni per l'anno prossimo, la cifra sarà di 350 milioni e via via aumenterà fino a 600 milioni fino al 2030, pari alla somma del maggiore contributo a carico della Regione alla spesa sanitaria. Schifani, ricordiamo che ha parlato anche di una manovra con una chiara impronta politica, citando la norma per il contrasto alla disoccupazione, con misure senza precedenti per le assunzioni a tempo indeterminato, incentivando anche i giovani che hanno dovuto lasciare la Sicilia e rientrare. Questo governo, afferma Schifani, non creerà un solo precario, non nascerà mai alcuna cooperativa, anzi lavoriamo per chiudere la stagione del precariato. Incontro a Lampedusa tra studenti e il vicequestore Roberto Cilona, dirigente del commissariato di polizia, che a breve verrà aperto nell'isola. Arturo Cantella. Si è svolto questa mattina a Lampedusa il primo dei 4 incontri con il vicequestore Roberto Cilona e gli studenti. Sulla più grande delle isole Pelagie è prevista a breve la nascita di un commissariato di pubblica sicurezza e proprio il vicequestore Roberto Cilona sarà colui il quale lo dirigerà. Durante l'incontro di oggi gli studenti delle quarte e quinte di secondo grado dell'Istituto Superiore hanno seguito una lezione certamente molto particolare, dal momento che il dirigente della Polizia di Stato ha trattato il fenomeno mafioso. Non era mai accaduto prima nella storia delle Pelagie che una forza di polizia interagisse con studenti durante le 2 ore di lezione. Molti di loro hanno posto interessanti quesiti al dirigente Roberto Cilona. Intanto il ministro svedese Maria Malmer Stenegard è stata a Lampedusa accompagnata da una delegazione proveniente da Stoccolma per conoscere da vicino il fenomeno dell'immigrazione. Ad accoglierla e a farle da guida è stato proprio il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Il ministro e il prefetto sono stati all'hotspot di Contrada in Brecola, dove attualmente c'è un solo ospite, dopo il trasferimento di 82 migranti. Maria Malmer Stenegard ha incontrato anche il viceprefetto Carmen Cosentino, il responsabile della Croce Rossa italiana che gestisce il centro, e il dirigente della polizia presente all'hotspot, il vicequestore Roberto Cilona. A illustrare le procedure di accoglienza è stato proprio il prefetto Filippo Romano. Il ministro ha detto di essere rimasta molto impressionata dall'efficienza del sistema di accoglienza e dall'avviamento ai centri per i migranti sulla terraferma. E in merito agli arrivi sono 89 i migranti giunti nell'isola dopo che i 2 barchini con i quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera a Lampedusa. Sul primo natante c'erano 45 persone originarie di Ghana, Costa d'Avorio, nel secondo invece 44 originari della Nigeria, Togo, Ghana. Entrambi i barchini, addetti agli sbarcati, sono salpati da Sfax in Tunisia. Per la traversata il primo gruppo ha pagato 1.000 euro a testa, il secondo 700. La contraddizione come condizione umana, di questo si è parlato nel corso di un convegno al castello di Chiaramonte di Favara. C'è il servizio di Giuseppe Moscato. Leonardo Sciascia guardato attraverso gli occhi della contraddizione, ma una contraddizione che sicuramente era intrinseca anche nella sua persona. Perché è importante questo aspetto nel pensiero di Leonardo Sciascia? Perché Leonardo Sciascia comprende, e qui è davvero geniale, che se c'è la sofferenza nel mondo, se si soffre perché c'è l'ingiustizia. Ma perché c'è l'ingiustizia? C'è l'ingiustizia perché l'uomo è un essere contraddittorio. L'uomo si comporta in modo totalmente diverso da come dovrebbe comportarsi.
o meglio, cerco di essere ancora più esplicito, lui si comporta in modo diverso dall'impegno che pubblicamente ha assunto. Questa contraddizione però a che cosa va incontro? Beh, a che cosa va? Che l'uomo è ingiusto, che crea ingiustizia, che crea sofferenza. L'aspetto della contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia, nel pensiero dello scrittore di Racalmuto, sono stati il tema di questo interessante incontro questa sera al Castello di Chiaramonte. Ma perché è importante la contraddizione in Leonardo Sciascia? Perché se è vero che la contraddizione sovrintende la letteratura di tantissimi autori isolani e non, da Vittorini a Brancati, allo stesso Tomasi di Lampedusa, è anche vero che questo principio di contraddizione assume un aspetto significativo in Leonardo Sciascia, proprio perché riesce ad assurgere alla sua sintesi, seguendo infatti un percorso che spazia dalla filosofia hegeliana e abbraccia anche la sociologia. Sciascia ne fa una marca antropologica caratteristica del popolo siciliano e racalmutese nello specifico. È stato detto che la contraddizione è intrinseca nell'essere umano, ma perché in Sciascia assume un'importanza particolare? Probabilmente perché Sciascia la analizza come elemento fondante del tempo in cui vive e opera, quindi non soltanto come insegnante ma come politico e come uomo di letteratura che assiste costantemente alla contraddittorietà degli eventi che caratterizzano l'Italia a cavallo tra gli anni 50 e la fine degli anni 60. Ma il suo pensiero era contraddittorio? Sì, e lo afferma lui stesso con quella che finisce per diventare una sfraghisse, cioè una marca significativa del pensiero sciasciano: ho contraddetto e mi sono contraddetto. Grazie al Circolo Culturale Liberarci in questi mesi abbiamo programmato delle attività culturali veramente molto importanti e partecipate. Come teatro è stato sempre il Castello di Chiaramonte, che è il castello rappresentativo, è il luogo più importante della città. Abbiamo presentato i libri di Carmela Antinoro, di Fina Bellomo, di Antonio Sutera, di Giacomo La Russa e tanti altri. Oggi invece è stato il giorno della presentazione del libro di Enzo Di Natale, avente come oggetto Leonardo Sciascia e il suo pensiero per quanto riguarda la contraddizione umana. Nei prossimi giorni abbiamo altre attività in programma. A partire da sabato, giorno 11, saremo a manifestare ad Agrigento a piazza Ravanusella per la pace, mentre il 24 insieme al Circolo Ampi di Favara organizzeremo un dibattito sulla Costituzione e sull'autonomia differenziata. Protagonista sarà l'onorevole Vallone, mentre il 15 dicembre presenteremo il libro di Emilio Milioti che parla insomma di fiabe. È un impegno molto importante, quello culturale, che noi proviamo a portare avanti sempre con più forza, perché riusciamo a coinvolgere ogni giorno sempre di più. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge Sud, che prevede la possibilità di realizzare un aeroporto ad Agrigento. Oggi è una giornata storica, afferma il deputato agrigentino Calogero Pisano, per l'obiettivo centrato e fortemente voluto. Agrigento, aggiunge l'onorevole Pisano, grazie a questo governo e alla maggioranza di centrodestra che lo sostiene, ha una grande occasione di riscatto che non va sprecata. Manifestazione a Sciacca in favore dell'ospedale. C'è il servizio. Si è svolto stamani un sit-in di protesta in difesa dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, una manifestazione sicuramente ben riuscita, con tanta gente che ha partecipato al corteo che è partito da piazza Saverio Friscia per giungere in piazza Angelo Scandaliato, dove si sono tenuti gli interventi dei sindaci, dei deputati regionali del territorio. Sciacca
ma anche il territorio circostante ha risposto con forza all'invito espresso dagli organizzatori ad essere presenti per manifestare in difesa del nosocomio saccense per una sanità più efficace e più efficiente. Presenti diversi sindaci della provincia, i parlamentari regionali Catanzaro, La Rocca Rubolo e Pace, i sindacati, il cartello sociale, gli studenti, gli istituti superiori di Sciacca, tanti commercianti che hanno deciso in loro autonomia di tenere chiuse le proprie attività per essere presenti al corteo e tanti cittadini di Sciacca e del comprensorio che hanno partecipato alla manifestazione. A difesa e tutela della salute di questo territorio. I sindaci, qui siamo a rappresentare i nostri territori insieme ai cittadini e alla deputazione regionale e nazionale, vogliono ancora una volta ribadire il concetto che l'ospedale di Sciacca, da DEA di primo livello, quale era sulla rete ospedaliera. Continuiamo quella grande vertenza che come Castello Sociale abbiamo aperto il 17 giugno ad Agrigento con oltre 4.000 cittadini agrigentini in piazza per gridare il proprio sdegno contro la politica del governo regionale e nazionale che sostanzialmente hanno deciso di privatizzare il servizio sanitario. Il nostro paese non ce lo può consentire, c'è troppa gente povera, troppa gente che non lavora, troppa gente che pur lavorando non ha la condizione di serenità. Pertanto a sostegno di questo ospedale di Sciacca pubblico, ma soprattutto a sostegno di un servizio sanitario efficiente e di qualità. Un cimitero per gli animali a Messina. Lo propongono 10 consiglieri comunali. Gli animali meriterebbero un loro cimitero e anche i padroni. Come si può sviluppare e come nasce la proposta? Sì, io ho redatto un atto di indirizzo che è stato già sottoscritto da altri 9 colleghi e confido molto che sarà votato all'unanimità in Consiglio Comunale. Io credo che sia un gesto di civiltà importante, non solo come gesto di riconoscimento per tutto quello che i nostri animali domestici fanno per noi, ci aiutano, ci sostengono, un po' tappano, ecco, varie situazioni di solitudine che tante famiglie hanno, soprattutto tante persone anziane. Quindi spesso appunto le persone non sanno dove seppellire i propri animali di affezione, quindi se non si ha un giardino privato, insomma, si cerca in qualche modo, ecco, di seppellirli senza anche il rispetto di determinate regole igieniche. Questo perché? Perché non c'è il pubblico che garantisca appunto un luogo dove i nostri cari animali possano essere seppelliti. Però l'atto di indirizzo non parla solo di questo, anche il servizio della cremazione degli animali, che è un servizio attualmente totalmente privato e anche molto costoso e che non tante persone si possono permettere, è un servizio che io vorrei, insomma, all'interno di quest'atto di indirizzo ben specificato, che sia gestito dal pubblico, quindi con prezzi calmierati, ecco, con prezzi che siano più accessibili a tutte le persone. Ed infine un'altra proposta inserita nell'atto di indirizzo è quella che già è stata attuata in diverse città italiane, cioè la possibilità che le ceneri dei nostri animali cremati siano poi seppellite insieme in un loculo ovviamente separato, in una locazione separata, ma insieme ai propri padroni, quindi nelle loro cappelle o nelle loro, appunto, nei loro loculi, sempre rispettando regole di igiene e sanità pubblica. In tante città già esiste questo servizio, è una cosa secondo me molto bella. Non vedo perché Messina non debba essere, come dire, inserita fra le città anche più civili sotto questo profilo, visto che probabilmente una famiglia su 2, se non di più, possiede un animale domestico. E restiamo a Messina, dove la piscina comunale riapre dopo 5 mesi con nuovi bagni per i disabili. Consigliere, problema sollevato inizialmente dall'Associazione Bambini Speciali di Marco Bonanno, da Dino Smedile di Cittadinanza Attiva, anche del nostro telegiornale, poi lei ha portato in aula questo caso. Finalmente la piscina comunale è a norma? Diciamo finalmente di sì, dopo un anno di peripezie e varie interrogazioni e sopralluoghi, oggi assieme alla 5ª commissione presieduta dal collega Mortellini abbiamo fatto un sopralluogo in piscina e finalmente il bagno per disabili è funzionante e a norma. Quindi diciamo che è una nota positiva, l'unico rammarico è che passa un anno affinché le barriere architettoniche vengano abbattute nel 2023, quindi l'unica amarezza, però siamo positivi e speriamo che la nostra città possa essere più inclusiva possibile. Era una questione che forse era stata sorvolata inizialmente, c'è voluto l'intervento politico, l'insistenza anche.
Sì, assolutamente, sia io che anche il collega Carbone ci siamo fatti causa di questa problematica. Io ho presentato diverse interrogazioni, abbiamo fatto più sopralluoghi e insistendo sia con i vari dipartimenti e anche con gli assessori di competenza, finalmente si è riusciti a fare questi lavori per questi bagni. È un paradosso perché all'esordio 2023, ribadisco, si fanno delle grandi opere, vado dallo IAB a grandi opere strutturali, si parla di ponte, ma poi non si riesce magari a fare un bagno per disabili, quindi questo è il paradosso e l'assurdo. Però per fortuna a un anno di distanza siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Abbiamo concluso, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.